Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizie di servizio alle 12:30. Come sempre saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per le informazioni sull'emergenza coronavirus con il presidente Luca Zaia. Giornata molto importante quella di oggi, perché sappiamo che arriveranno le notizie sull'eventuale possibile cambiamento di colore, insomma sperato cambiamento di colore del Veneto, che dovrebbe condizionale d'obbligo, perché si parla di decimali nei dati che sono stati forniti dal Veneto alla cabina di regia, dovrebbe passare dal rosso all'arancione a partire da martedì. Vi ricordiamo infatti che sabato, domenica, lunedì in tutta Italia è zona rossa pasquale, quindi non cambia niente fino a lunedì. Martedì vedremo cosa succederà, lo sapremo nel primo pomeriggio. Zaia ne parlerà di sicuro, quindi è una conferenza stampa che sarà molto importante e piena di notizie. Noi però siamo già in grado di darvi molte notizie grazie al collegamento in diretta con la nostra Gabriella Basso, che con Simone Squarcina è a Vicenza, però in questo momento è andata in pausa, quindi chiedo a Cristiano Facca in regia di farci tornare. Rivediamo Gabriella Basso e le ridiamo la linea. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo qui all'esterno dello studio medico dove siamo venuti mercoledì per le prime vaccinazioni dei medici di base, per sentire un po', siccome c'è ancora timore che non arrivino i vaccini, e sapete che ieri abbiamo fatto appunto il centro vaccinale della Fiera, che ha chiuso praticamente all'1:30, gli ultimi vaccini li ha finiti all'1. I medici di base sono preoccupati perché temono che non arrivino a loro in tempo per poter chiamare i pazienti e riprendere le vaccinazioni. Il prossimo mercoledì parliamo del distretto est, ovviamente, dello Slotto Berica, il distretto ovest vaccina il giovedì. Per cui sentiremo un po' qual è la situazione, se sono preoccupati, come si stanno muovendo, se hanno già chiamato, perché ricordiamo anche che c'è Pasqua, le festività di mezzo, quindi tra le telefonate e non si sa se consegnano i vaccini, insomma rimane questa preoccupazione. Nel frattempo stavo cercando, c'erano arrivate delle notizie che riguardano proprio l'approvvigionamento dei vaccini, le stavo leggendo sul nostro tablet, sul nostro computer in questo momento, perché ci hanno fatto sapere che oggi nel Vicentino arriverà Moderna e domani appunto arriverà AstraZeneca, e poi però quanto ne arriverà è una domanda che tutti si fanno. Gabriella, che aria tira da quelle parti su questo tema? No, infatti, anche perché ti dico, solo l'Slotto Berica ha rimandato in questi giorni 3.000 appuntamenti, quindi sono poi da recuperare in teoria entro Pasqua, se come dici tu è confermato l'arrivo sia di Moderna che di AstraZeneca, quindi insomma bisognerà vedere a chi verranno dati e quante ne arriveranno nei vari. C'è preoccupazione ovviamente perché sai, per quanto poco la gente aveva ha desiderio di vaccinarsi, sì, e sì. quindi lo spostamento in avanti del vaccino preoccupa tutti quanti, perché soprattutto tieni presente che anche nello Slotto Berica devono terminare ancora gli ultraottantenni che devono finire l'11 di aprile. Questi rallentamenti insomma creano non pochi problemi anche alla gente stessa, perché c'è un bisogno di libertà, la gente è diventata sempre più intollerante, fa fatica a stare alle regole, ma soprattutto nervosa, per cui basta un nulla, un momento. Anche mi parlavo prima, poco fa, con un agente della polizia delle volanti, che dice è difficile a volte anche fare i controlli, perché la gente appena gli chiedi magari di verificare la certificazione per potersi muovere, perché ricordiamo che siamo in zona rossa e quindi ci vorrebbe la certificazione, e la gente si nervosisce, non vuole darla, c'è un momento di tensione, quindi è molto complicato. Questa zona rossa pesa tantissimo, non so poi se il passaggio in zona arancione venga vissuto come una maggiore libertà. Certo che la speranza è di arrivare al giallo entro breve, chiaramente sappiamo già che non sarà possibile prima del 30 aprile. Sappiamo già che ad aprile non se ne parla. Allora Gabriella, noi abbiamo giusto un minuto per parlare anche di cronaca. C'è stata un'importante operazione della Guardia di Finanza. Sì, si chiama operazione Quo Vadis, riguarda la contraffazione e sicurezza di prodotti, e sono stati sequestrati, pensate, 384 tonnellate di pellet, come vedete nelle immagini, con false certificazioni di qualità, mendaci, indicazioni di origine in violazione del codice del consumo. Sono stati sequestrati in magazzini e in ditte tra Camisano, Vicentino, Torre Vielvicino e Zanè della Guardia di Finanza di Schio, e riportavano appunto certificazioni
di qualità, per esempio di enti o tedesco o austriaco, ma in realtà dovevano essere pellet che veniva dall'Austria piuttosto che dalla Svezia, invece arrivava dalla Lituania, quindi anche con possibilità che questo tipo di pellet fosse trattato in qualche modo e quindi nocivo magari alla salute del consumatore. Poi ci sono altre piccole, notizie di cronaca spicciola, però queste ve le lascio per questa sera nel telegiornale. Come sempre diamo appuntamento ai nostri telespettatori al TG Vicenza di questa sera, tantissime notizie, tanta carne al fuoco. Lasciamo Gabriella Basso e Simone Squarcino andare a caccia di queste notizie, altrimenti questa sera il TG Vicenza sarà difficile poi riempirlo con tutto quello che accade nell'area iberica. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio adesso, come sempre sapete l'1-2 è Vicenza-Padova o Padova-Vicenza. Noi stiamo aspettando Chiara Gaiani della nostra redazione padovana, perché c'è una notizia dell'Alta Padovana molto molto particolare. Dovrebbe darcela lei in diretta, le abbiamo scritto di presentarsi tra virgolette via Skype. Nel frattempo che aspettiamo la nostra collega vi diciamo che è arrivata un'ordinanza che riguarda le misure urgenti in materia di contenimento e gestione ovviamente dell'emergenza, che contiene le indicazioni per coloro che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni all'estero e che stanno per tornare in Italia. Questi cittadini dovranno entro 48 ore prima dell'arrivo in Italia effettuare un tampone nel paese in cui hanno soggiornato. A prescindere dall'esito del test, devono preoccuparsi di comunicare il proprio rientro in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS di riferimento. Quindi quando qualcuno è all'estero deve tornare, deve avvertire il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS. Vediamo, abbiamo un piccolo problema, un piccolo intasamento, perché ci dice la nostra Chiara Gaiani di non riuscire a collegarsi. Sarebbe un peccato, perché ci sono cose molto importanti da raccontare. Vediamo se riusciamo a farli entrare adesso. Comunque nel frattempo vi diciamo ancora: chi non è riuscito a sottoporsi al tampone entro le 48 ore prima dell'ingresso in Italia dovrà eseguirlo presso un punto di ingresso appunto in Italia, un punto tamponi dell'ULSS di riferimento. I paesi esteri che prevedono l'obbligatorietà di queste indicazioni sono moltissimi, si va dall'Austria al Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, anche la Francia, vediamo Polonia, Portogallo, Germania, Grecia, Irlanda, praticamente quasi tutta l'Europa, per non parlare poi dei paesi extraeuropei. Di questo parleremo di sicuro poi, perché questa è una novità che arriva proprio dalla regione. Andiamo invece da Chiara Gaiani che da una bella giornata di sole padovana pre-pasquale ci racconta che cos'è successo. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, ti confermo che non solo è una bella giornata di sole, ma fa anche abbastanza caldo qui in città, ma dicono insomma che dovrebbe diminuire la temperatura nelle prossime ore, quindi vediamo che cosa succede. Io partirei da una notizia che ha veramente dell'incredibile e che è accaduta nell'Alta Padovana ieri notte. Erano circa le 23 quando a Loreggia è stata segnalata da 3 diverse persone, madre e figlio e una terza persona, la presenza di una ragazza che sarebbe stata strattonata da un uomo più grande di lei, pare di una ragazza, di una giovane donna che urlava, veniva trascinata e strattonata in una zona boschiva ma a ridosso del centro del paese. Questo è successo intorno alle 23 di giovedì. Ovviamente immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi e delle ricerche. Si sono messi in campo i carabinieri con gli agenti della polizia locale. Per tutta la notte è stato a fianco anche di queste ricerche per capire che cosa stava succedendo il sindaco di Loreggia Fabio Bui. Pensate, c'erano circa 100 tra carabinieri e poliziotti, c'erano addirittura i vigili del fuoco, il nucleo cinofili di Torregna, hanno passato palmo palmo, hanno setacciato tutta quest'area boschiva e non è stata trovata nessuna traccia, nessun riscontro. Abbiamo anche parlato con il sindaco di Loreggia per capire, visto che lui era proprio presente, e che cosa fosse successo. Non è stato trovato nessun riscontro, nessuna presenza né di quest'uomo né di questa ragazza. È una vicenda veramente che ha dell'incredibile, quella accaduta stanotte. Speriamo che nelle prossime ore si chiarisca qualcosa. Di sicuro, ci raccontava anche il sindaco, che le persone che hanno sentito queste urla, hanno visto quest'uomo e questa donna, a parte erano 2 nuclei diversi, quindi madre e figlio e poi una terza persona, e le urla sono state
state distinte, testimoni che sono stati considerati attendibili, quindi è davvero un mistero quello che possa essere accaduto a Loreggia ieri notte. Sicuramente lo racconteremo, i dettagli, poi tutto quello che succederà durante il giorno nei telegiornali delle nostre emittenti, anche nel TG Bassano per quanto riguarda l'Alta Padovana. Chiara, abbiamo pochissimi secondi per fare un po' il punto sulla campagna vaccinale o sulle notizie padovane più importanti in questo momento. Certo, allora io ne approfitterei appunto per fare il punto sulla campagna vaccinale, perché sono stati riaperti ieri per poche ore gli slot per la prenotazione delle persone tra i 70 e i 79 anni dell'ULSS 6, slot che si sono subito riempiti ed esauriti, quindi l'ULSS ha comunicato che purtroppo non è possibile fare ulteriori prenotazioni finché non arriveranno le attese per domani dosi di AstraZeneca per quanto riguarda questa classe vaccinale, quindi nella giornata di domenica è prevista una riapertura della possibilità di essere inseriti all'interno delle liste delle vaccinazioni. Quindi invitiamo le persone a continuare a guardare il portale dell'ULSS. Tra l'altro vi racconteremo anche che molti comuni si sono attivati per sostenere le persone e che non riescono a farlo in autonomia, e ricordiamo che dalla prossima settimana sarà possibile farlo anche attraverso le farmacie. Certo. La cosa magica che serve, il codice fiscale, però per ora a Padova di fatto sono bloccate, nel senso che stanno facendo le persone prenotate, ma non è possibile accogliere nuove prenotazioni. Molto bene, allora Chiara, noi dobbiamo assolutamente andare in pubblicità. Ti ringraziamo per questo collegamento, speriamo di poter fare chiarezza per i nostri telespettatori su questa vicenda che ha davvero dell'incredibile, e comunque ti auguriamo un buon lavoro per questo pomeriggio. Grazie. Grazie. Torniamo in studio, ma solo per andare in pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo, ci sono molte notizie ancora. Tornati al nostro Focus TG, andiamo a vedere un servizio un po' particolare che vi spiegheremo poi, guardatelo intanto. Addio Bassano del Grappa, bentornata Bassano Veneto. A 92 anni dal giorno in cui il governo dell'epoca decise, per onorare la memoria dei caduti della Grande Guerra, di cambiare il nome della città da Bassano Veneto a Bassano del Grappa, tutto potrebbe cambiare di nuovo. Parte dalla città questa clamorosa richiesta che si innesta nell'alveo del percorso autonomista varato dai veneti con il referendum del 2017. Un modo per ribadire ancora una volta che il leone di San Marco ruggisce dalle sponde del Brenta e lancia un messaggio di identità a tutta la regione e a tutti i veneti nel mondo. La freccia è lanciata e non si torna indietro. Dal Ponte Vecchio la richiesta arriva in Canal Grande, dove il Consiglio regionale del Veneto ha già dato vita alle procedure per dare una rapida risposta alle istanze bassanesi. Scelta coraggiosa dell'amministrazione comunale di Bassano, è importante, noi creeremo una corsia preferenziale assolutamente, anche perché appunto il cambio di denominazione va fatto con legge regionale, quindi è importante che ci sia anche da parte del comune di Bassano questa volontà di riportare il nome all'antica denominazione che richiama comunque la regione Veneto. Una volta approvata dall'Aula, e questo appare certo dato l'entusiasmo riscontrato tanto in città quanto nell'Assemblea regionale, il pacchetto tornerà a Bassano. E allora l'onere e l'onore di cambiare parte del proprio nome spetterà proprio ai bassanesi. E il cambio di denominazione va fatto con un referendum cittadino, referendum comunale, e noi seguiremo appunto poi l'esito del referendum per fare la legge che deve cambiare o meno, in base all'esito del referendum, il nome del comune. Potrà pure cambiare la denominazione, ma il DNA bassanese è sempre il medesimo. È un DNA fatto di storia, tradizioni, cultura, arte, dedizione al lavoro e attaccamento alle proprie radici. Insomma, un vero DNA veneto. Allora, questo servizio è andato in onda nel nostro TG di ieri sera, ha causato un'ondata di anche baruffe online, soprattutto sui social. Ci ha chiamato tantissima gente, tanti telespettatori hanno telefonato qui in redazione, molti hanno scritto delle mail, si è creata una spaccatura fra chi diceva sì, cambiamo nome a Bassano, e chi diceva no, lo vogliamo mantenere come Bassano del Grappa. Ecco, era un pesce d'aprile, era uno scherzo, una burla in un momento complicato per tutti, senza fare del male a nessuno, per strappare un sorriso che ci ha strappato anche e soprattutto il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che si è prestato a questo pesce d'aprile con un'interpretazione davvero da Oscar. Adesso noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo e arriva anche Luca Zaia.
Bentornati al nostro Focus TG, siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera che vediamo, grazie alla regia di Cristiano Facca, dovrebbe arrivare a momenti il Presidente Luca Zaia per fare il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus, giornata molto importante, dicevamo, perché oggi arriveranno le comunicazioni sul mantenimento oppure sul cambiamento di colore da parte del Veneto, che avrebbe i dati per andare in zona arancione, ma tutto è subordinato comunque a interpretazioni, letture e soprattutto alle decisioni che arriveranno tarda mattinata, primo pomeriggio da Roma. Allora, prima di andare a vedere i dati, a sentire poi le novità con Luca Zaia, c'è una notizia che ci arriva in questo caso dalla Pedemontana, perché ieri sera i carabinieri di Bassano del Grappa sono stati contattati perché c'era un certo movimento in una zona di campagna a Rosà, a pochi chilometri da Bassano del Grappa, proprio il comune adiacente. Sul posto si sono precipitate 5 pattuglie e hanno trovato una tensostruttura dove c'erano 30 persone che senza mascherine, tutti in piedi, l'orario non ci è stato detto, alle 19, quindi non era ancora scattato il coprifuoco, ma non erano rispettate le norme anti-Covid di questo momento e sono stati tutti identificati, sono scattate 30 multe da 400 euro. Poi tutti i dettagli li daremo nel nostro TG Bassano di questa sera. I dati sono arrivati, quelli ultimi disponibili sono, ovvero quelli di ieri sera. I dati più freschi li darà Luca Zaia fra pochi istanti quando arriverà nella sede della Protezione Civile. Noi vediamo insieme gli ultimi disponibili che ci dicono che ieri sera in Veneto c'erano 38.040 persone positive al coronavirus, ma il resto ce lo dice Zaia. Vi lasciamo al governatore. Siamo giusti? Che ora è? 22. L'assessore Lanzarini si stava abituando Ah, io glielo cedo volentieri, è brava, non c'è problema. Insomma, c'è... Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, venerdì 2 aprile, e quindi ricordiamo questa giornata. Infatti bisognerebbe vestirsi in blu, quindi io sono giusto. So che l'assessore ha avuto anche modo di partecipare. Ma con chi state parlando, scusate? E l'assessore ieri oggi ha avuto modo di partecipare anche a degli eventi pubblici su questo, e quindi se vuoi dire due parole rispetto all'autismo, grazie. Ma allora, noi in Veneto è da un pezzo che ci stiamo cercando di creare la rete. Sapete, sono stati costituiti 2 centri, quello a Verona e quello a Treviso. Il primo, quello veronese, più per la diagnosi precoce, la parte clinica, la parte insomma di ricerca, quindi anche quello che stiamo facendo progetti con l'Istituto Superiore di Sanità. Verona invece più per la parte di presa in carico assistenziale. Stiamo lavorando molto proprio per una rete regionale in collaborazione. I nostri progetti sono progetti che sono in collaborazione, infatti stamattina all'incontro che abbiamo fatto appunto per la giornata c'era anche l'Istituto Superiore di Sanità, perché siamo riferenti insomma con l'Istituto Superiore di Sanità proprio per costruire una rete più capillare e che risponda alle esigenze passaggio età evolutiva ed adulta, ma anche tutti i discorsi legati alla presa in carico, la famiglia prima e dopo. Grazie Assessore, facciamo gli auguri per i 100 anni di oggi alla signora Elda Tommasini di Salgareda e alla signora Lea Legan di 100 anni che compie gli anni entrambe oggi. Passerei ai test, e quindi test rapidi sono 3.869.693 e test molecolari 4.567.887. In totale sono ormai quasi verso gli 8 milioni e mezzo, 8.437.580 test. I positivi delle ultime 24 ore sono 1.567, ovvero hanno un'incidenza del 3,92% sui 39.925 tamponi fatti. Positivi dall'inizio della
dell'incubo sono 386.038. In questo momento in Veneto abbiamo praticamente 37.099, 38.000 persone positive. I dati che confermano un segno negativo, eccoli qua. 2.230 persone ricoverate, meno 12. Ieri abbiamo detto incrociamo le dita, bisogna che questo sia un dato che si vada a consolidare e confermare nei prossimi giorni, però sono già 2 o 3 giorni, c'è una flessione. Così distribuiti, più 1 in terapia intensiva, 299, meno 13 nell'area non critica. Le terapie intensive sommate 2,80 in area no Covid, 2,99 in area Covid, fa 5,79 di totale. 29 i decessi e 18.226 sono i guariti, o meglio i dimessi dall'ospedale ad oggi. Allora, prima cosa importante, c'è una flessione, diciamo, tendenziale, ma ancora non confermata, però insomma, la luce in fondo al tunnel si vede e non è il treno. È un dato importante, alla luce del fatto che poi vorrei anche ricordarvi, la vediamo questa flessione, cominciamo a vederla timidamente su alcune curve in particolar modo, la vediamo ad esempio sulla frequenza dei casi, eccola qua, la vedete la fine delle 2 curve, ma vediamo anche cosa è accaduto fondamentalmente in questo periodo. Ad esempio le fasce di età più colpite non sono più gli ultra ottantenni, gli ultra settantenni, ma sono la fascia più importante colpita è dai 45 ai 64 anni. Così anche per le mortalità, a dimostrazione del fatto che dove abbiamo vaccinato infezione non ce n'è più. Questo è un dato importante. In questo momento abbiamo 7-14 anni, 2.328 studenti positivi, 2.328, dai 7 ai 14 anni. E in totale ne abbiamo avuti 22.405, sempre dai 7 ai 14 anni. Presidente, totale all'inizio? Sì. Vabbè, poi ci sono altre curve che non ha senso parlarne oggi. Allora, cosa vi voglio dire? Voglio dire che noi vogliamo leggere, diciamo, in maniera favorevole questo trend che si sta confermando in questi giorni. Non siamo in grado di dire che sarà, come si può dire, che si sarà consolidato nelle prossime giornate, nella prossima settimana, però la speranza è tanta, visto considerato che ci aiutano un po' le buone temperature, visto considerato che diciamo, il contenimento è avvenuto, e poi, come vi dico sempre io, noi abbiamo preso 3-4 ondate di Covid. Io sono convinto che la terza l'abbiamo fatta a dicembre e la seconda l'abbiamo fatta a ottobre. Però dico anche che noi non abbiamo mai lasciato nessuno a terra, questo lo dobbiamo dire con orgoglio, perché lì si è vista la differenza di una sanità che funziona, e quindi ringrazio anche tutti i nostri ospedalieri, i medici, gli operatori sanitari e tutti coloro che lavorano negli ospedali per il grande lavoro che hanno fatto. Saremo zona arancione. Posso annunciarvelo, ne ho parlato con il ministro Speranza, spero che appunto non ci sia una sorpresa, ma insomma dovremmo essere in zona arancione.
Si tratterà di capire, adesso il Ministro farà una verifica, se potremo partire da martedì o da mercoledì. Cioè, diciamo, lo definirei più, il dettaglio lo definirei dopo, no? Nel senso che lasciateci ancora questo spazio, perché se è possibile anticipare di un giorno, ma anche per l'ottica dell'apertura delle scuole e tutte le attività che si stanno facendo, e anche perché voglio ricordarvi che il giorno dopo Pasquetta l'asilo nido si può aprire comunque, e comunque si potrebbe aprire le scuole dell'infanzia, però ecco, stiamo capendo se riusciamo, in accordo con il Ministero della Salute, valutare l'apertura un giorno prima. Quindi si passa arancione e, come ho sempre detto io, gradualmente il passaggio di colore, no? Dal rosso all'arancione, al giallo al bianco, trasferisce la responsabilità da misure collettive di contenimento dell'infezione, che sono quelle delle zone, che sono quelle delle restrizioni, delle odiatissime giustamente restrizioni, a responsabilità sempre più individuali. Più scala il colore, più si attenua il colore, più la responsabilità torna in pancia a ognuno di noi. Io vi dico sempre la solita roba che ormai penso che a qualcuno esce dalle orecchie, che ormai studi internazionali confermano che il distanziamento sociale, cioè non andare in mezzo alla confusione. Ad esempio, uno può dire: ma io dove vado? Non vado mica a feste. Sì, ma se vai al supermercato, magari, se puoi, scegliti una fascia d'orario dove puoi trovare meno gente. Quindi il distanziamento sociale, l'uso della mascherina, cambiandola ove possibile ogni tanto, e l'igiene delle mani ci permette di dire che vale più di un lockdown. Questo è un dato di fatto. Io spero che se ne esca velocemente, che tutti noi possiamo tornare, si possa tornare alle attività di sempre e alla libertà di sempre. Penso che ci siano tutti i presupposti per venirne fuori. Ovvio è che con la vaccinazione acceleriamo questo presupposto. Questa mattina abbiamo fatto quasi, le ultime 24 ore, quasi 25.000 scarsi, 24.000 e quanti? 24.356. 24.356 vaccini. Ringrazio tutte le squadre. Come vedete abbiamo perso 10.000 vaccinazioni rispetto al giorno precedente, per l'ovvio motivo che non sono arrivati i vaccini. Cioè noi stiamo attendendo AstraZeneca, che arriverà domani, 103.000 dosi, giusto? E Moderna oggi, che sono 38.000 dosi. Ovvio che se avevamo AstraZeneca martedì o mercoledì noi non perdevamo 10.000 vaccini per strada. Da quel che mi consta il portale funziona, perché noi abbiamo il report delle prenotazioni e va. Adesso capite che avremo ancora turbolenze in volo, però quando andrà a regime tutti noi vedrete, accadrà, anche se sono aperte altre formule di prenotazione, accadrà che tutti noi andremo alla prenotazione online, soprattutto quando si diffonderà con le farmacie e con tutti coloro che vogliono mettersi a disposizione. Noi abbiamo associazioni di volontariato che si sono messe a disposizione, abbiamo i comuni che si sono messi a disposizione. Questo ci permette di prenotare. Ripeto, i cittadini giustamente dicono: cavoli, avete aperto e già chiusa la possibilità di prenotare i prossimi 3 giorni. Se avessimo, come si può dire, la garanzia scritta col sangue che ci arrivano 10 vaccini ogni giorno, noi potremmo dare le prenotazioni da qui all'infinito. Il problema è che non sappiamo se arrivano o non arrivano. Quindi adesso prudenzialmente si va avanti navigando a vista anche con le prenotazioni. Ma il sistema funziona. Il numero verde funziona. Fra l'altro ringrazio Tim che mi ha avvisato che amplierà ancora di più le linee, però oggi, superato il caos di ieri, giustamente, dove tutti chiamavano per avere informazioni, penso che ci permette di guardare al futuro pensando un po' di sereno. Basta, io non aggiungo altro se non quello di dire che è fondamentale l'appello che continuiamo a fare rispetto a fare massima attenzione. Dopodiché, guardate, ad oggi abbiamo fatto 1 milione di inoculazioni, più o meno. 900 quante sono? Vediamo che è il dato esatto.
929.766 e i cicli completi sono 260.000. Ecco, voi capite che se noi riusciamo a metterlo a regime e partire bene con farmacie, con i medici di base eccetera, veramente riusciamo in un paio di mesi a chiudere tutto. Ci vogliono i vaccini. Prego, se avete domande. Tosato, Pederiva e Pittarello. Sì, sì. Sì, beh, insomma, questa dell'arancione è una bella notizia, finalmente, dopo la penitenza rossa, insomma, c'è una boccata di ossigeno. Non ho capito bene questa incertezza tra il martedì e il mercoledì, ma soprattutto, ecco, sul fronte della scuola. Lei aveva espresso preoccupazione alla luce dell'andamento epidemiologico, perché purtroppo per ragioni che abbiamo detto tante volte, soprattutto legate magari all'assembramento e ai contatti fuori dagli istituti, la riapertura delle scuole ha coinciso con l'innalzamento dei contagi. Che cosa si prevede sul fronte appunto della profilassi e della prevenzione per evitare che la riapertura scolastica comporti un nuovo innalzamento, non tanto per gli studenti magari, ma gli studenti come veicoli, no? Nelle famiglie? Sì, allora noi formalmente dovremmo iniziare con l'arancione mercoledì. Si tratta di capire, visto il fatto straordinario dell'apertura delle scuole, del fatto che ci si deve organizzare eccetera, di capire se possiamo anticipare di un giorno. Questo lo vedremo, cercheremo di capire. Perché noi scade alle ore 24 di martedì la zona. Prego? Lo so, ma bisogna anche pareggiarsi. Ad esempio non è vietato che gli asili nido aprano martedì. Prego? A settimana, però noi siamo partiti da lunedì, è sfalsato di un giorno. Vi ricordate che prima si faceva dalla domenica, dal sabato, scusate. Poi abbiamo detto evitiamo il fine settimana con la sorpresa, partiamo dal lunedì. E quindi per sto meccanismo, va bene, però guardate, io penso che si troverà una soluzione. E in giornata comunque ve lo comunicheremo ufficialmente. Ecco, a me interessa dirvi, allora, male che vada, dalle ore 24 del martedì siamo arancione, male che vada. Bene che vada, dalle ore 24 di lunedì siamo arancione. Allora, rispetto alle scuole abbiamo la preoccupazione, sappiamo che i ragazzi comunque sono attenti all'uso della mascherina e a tutte le modalità, diciamo, di tutela della propria salute e quella dei propri cari, perché poi vanno a casa, se vanno a casa col virus rischiano di infettare qualcuno. Noi siamo anche sufficientemente, diciamo, convinti del fatto che la bella stagione, la reazione più, come si può dire, più possibile rispetto alle aule scolastiche, il fatto che la ricreazione la si fa fuori, non la si fa nei corridoi della scuola perché c'è brutto tempo, la temperatura, gli ultravioletti che cominciano a farsi sentire, eccetera, di più, perché ci sono sempre, ma si fa sentire di più, è una normale, sembra da quel che abbiamo capito, come si può dire, remissione di quello che è il contagio, ci permette di dire che le scuole del mercoledì aprono, e per noi aprono ovviamente le scuole, gli asili nido, le scuole degli 0-6, quindi le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, le scuole medie e le scuole superiori al 50%, vorrà dire che faranno giorni alterni a scuola e giorni alterni in didattica a distanza. Questo fino al 30 di aprile. Dopodiché speriamo di andare a regime e quindi tornare. Sì, la fascia arancione? Ah no, noi speriamo che possa anche rientrare, ma siccome la circolare va fatta dando una prospettiva, la prospettiva è quella del DPCM, che è del decreto, scusatemi, che prevede arancione e rosso fino al 30 di aprile. Se poi ci sarà un'anticipazione, di conseguenza ci sarà anche per le scuole, soprattutto per le scuole. Scusi, questo arancione prosegue fino a quando? No, l'arancione per noi, se non si cambia nulla e se i dati sono buoni, ci tocca tenercelo fino al 30 di aprile.
perché le due alternative fino al 30 aprile ad oggi sono rosso o arancione. Quindi se avessimo anche dati, però è anche vero che il governo si è preso un impegno nel momento in cui si trovano dati che migliorano giorno dopo giorno di riprendere in mano, diciamo, questa decisione del rosso arancione fino a fine aprile. Ma anzi, più che un impegno, c'è scritto nel decreto, se non ricordo male, c'è una frase. Presidente, mi scusi, Prego. buongiorno. Noi, mi lego un attimo questo argomento. Sì. Noi potremmo anche ridiventare rossi, però entro il 30. Certo. Ok. Sì, noi, spieghiamolo. Se abbiamo i dati dell'infezione che tornano a salire, quindi R/T sopra 1,25, incidenza sopra 2,50 media regionale, noi torniamo in rosso. Per questo dico che bisogna fare massima attenzione, perché dall'arancione si può andare al giallo o al rosso, magari anche bianco, cioè. Filippo, a posto? Sì, grazie. Ok, Pederiva, Gazzettino. Sì, ho chiesto se può, solo sì. Per la scuola, per chiudere un attimo il ragionamento, visto che Angela mi diceva che lei non deve chiedere su questo. E il tema dei distretti 250, l'incidenza su distretto, è archiviata? Per ora non interveniamo. Quindi non esiste più quella... Devo anche dire che ne abbiamo solo 2 ai limiti, il resto sono tutti sotto. Che sono quali? E sono Veneto Orientale e l'altro... Casomai oggi, Assessore, se possiamo dare questa mappetta, allora... Però considerate che il tema dei distretti è stato ideato dalla Regione per evitare di arrivare all'esplosione finale, e questo ci ha premiato perché siamo riusciti comunque a evitare un R/T che esplodesse. Allora, se il tema su un paio di distretti cercheremo di monitorare, se dopo riparte l'infezione riparte con una velocità tale per cui dobbiamo richiudere tutto. Questo Però per spiegare ai genitori, loro non devono più guardare i dati di distretto, perché questa cosa non inciderà più. No. Okay, in questa fase no. Ok, poi l'altra cosa che volevo chiedere è quel tema del test settimanale di cui si è ipotizzato, chiesto da lei. C'è o no? Non c'è nel decreto, ma noi continuiamo con le scuole sentinella, con la prevenzione, e continuiamo a fare dei monitoraggi comunque. Quindi il piano resta quello che conoscevamo, non viene implementato. Non è ancora partito perché abbiamo chiuso le scuole, quindi sia per le scuole sentinelle superiori sia per l'autosomministrazione terza media partiamo adesso, insomma. Ok, grazie. Prego. Pederiva, il Gazzettino. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Quindi sulla valutazione alla fine del venerdì hanno inciso il dato dell'incidenza ogni 100.000 abitanti e l'R/T. Glielo chiedo perché l'anticipazione che leggo della valutazione dà una classificazione complessiva di rischio alta con molteplici allerte di resilienza in Veneto. Nel bilanciamento complessivo evidentemente hanno pesato quei due parametri. Ma quelle valutazioni ci sono un po' per tutte le regioni e contano i parametri perché noi li abbiamo tutti e due più bassi. Ok, poi sulla questione vaccini... comunque vorrei, ne approfitto, vorrei dire che queste decisioni sono prese dall'Istituto Superiore di Sanità col Comitato Tecnico Scientifico, che poi non salti fuori con il Ministero della Salute. Sì, tra qualche giorno, che noi abbiamo deciso di andare in arancione invece dovevamo restare in rosso o viceversa, dipende da chi c'hai di fronte, poi no, che funziona così. D'accordo, poi sull'arrivo appunto dei vaccini, oggi Moderna e domani AstraZeneca, quindi rispetto allo stop o al rallentamento che c'è stato, siamo già in grado di prevedere quali tipo di ripartenze, diciamo, per categorie, per dosi, per sempre le solite, over 80, fragilità, disabilità. Ma come tempistica consideriamo già in tempo reale stanno già prenotando. Ok, ci arrivano 3 segnalazioni di disservizi o difficoltà nell'accesso comunque al sistema di prenotazione. Siccome arrivano questa mattina, io ho il dovere di farvele presente, nel senso che non sono vecchie, ecco, abbiamo nomi e numeri di tutti. Allora, in un primo caso c'è una cittadina che ha la talassemia, rientra tra i fragili, ma il medico di base le ha comunicato che non sa a chi comunicarlo a sua volta. È una difficoltà di quel medico, mi pare di capire, nel senso che la procedura dovrebbe essere chiara.
Se la persona rientra tra le categorie fragili dovrebbe potersi inserire senza nessuna difficoltà, salvo che non ci sono le prenotazioni bloccate perché non ci sono i vaccini, perché ricordiamolo che queste persone possiamo solo vaccinarle con Pfizer e Moderna, quindi anche se ci arriva 100.000 di AstraZeneca, questi non possiamo fare perché è l'unico vincolo che noi abbiamo sulla vaccinazione. Può essere che non riesca, ma se no dovrebbe potersi prenotare con codice perché è una delle categorie inserite tra le fragili. Quindi l'indicazione è, di fronte a una non risposta del medico, accedere al portale e inserire il proprio codice fiscale. Questo deve essere ormai il metodo per tutti. No, però c'è da dire una cosa, che se inserisce il codice fiscale e non viene riconosciuta come categoria vaccinale, compare un messaggio e c'è scritto: lei non è delle categorie, ma se ritiene di esserlo, chiami il numero verde. Sarebbe fondamentale capire se la cittadina ha chiamato il numero verde. Adesso poi faccio la verifica, grazie. Poi ce n'era una seconda invece della figlia di una mamma quasi centenaria disabile che non è trasportabile. Anche in questo caso chiede se può andare a casa il medico di base piuttosto che le USCA. Rinnoviamo l'invito. Sì, ma qui voi capite per l'ottica proprio, come si dice, cioè che siamo tutti trincea, qui il medico di base che deve segnalare, cioè non è che avrà sicuramente un medico che assiste questa signora e se ritiene di non far lui l'iniezione, cioè si segnalerà la prevenzione che c'è una signora da vaccinare, cioè, siamo a Pasqua. Terza e ultima, poi ho chiuso, un lettore invece di Nusile di Piave, quindi siamo nella ULS 4 Veneto Orientale, e non riesce ad accedere alla pagina di prenotazione perché gli dà tutto completo fino al 2022 e il numero verde dice che cade la linea, forse non c'è ancora stata l'implementazione a cui alludeva prima. Prova a chiamare il numero verde che vediamo se risponde qualcuno. La mail è delle 11:36, per questo ho verificato che fosse recente la segnalazione. Può essere, nel senso che non è che è tutto occupato, non c'è agenda perché non ci sono vaccini. Ecco, vorrei ricordare, quando vedete le crocette rosse sopra le date, è che non ci sono vaccini. Non è che se uno guarda dal 10 di aprile troverà crocette rosse dappertutto, ma non sono occupati qui, sono vuoti perché non sappiamo se abbiamo vaccini, quindi verranno. Ma se Federico quindi saranno disponibili man mano che le dosi ci sono. Ok. Ti ricordi anche a memoria? No, l'ho guardato, è giusto, ce l'hai l'846 2340. Sì, sì. Me l'ha scritto. Ma per caso, Presidente, lei ha rifatto quella berichiata? Sì, anche ieri funzionava. Mi hanno risposto? Sì. No, non mi hanno risposto perché bisognava inserire i dati e cioè non ho inserito, ho messo giù, ma funzionava. Io ho preso la linea ieri, alle 4 del pomeriggio. Parla del numero verde? Sì. Eccolo, è già a posto. Le ricordiamo che la selezione di una delle successive questo vuol dire che c'è la linea, rappresenta esplicita autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali, così come previsto nell'informativa sulla tutela della privacy, disponibile sul sito dell'azienda www.a0.veneto.it. Se autorizza il trattamento di tali dati, rimanga in linea, altrimenti riagganci. La informiamo che gli operatori rispondono da territorio nazionale. La invitiamo a prenotare il vaccino sul sito vaccinicovid.regione.veneto.it. Per prenotazione e vaccinazione Covid-19 prema 1. Per informazioni... Io sono arrivato fino a qua, perché poi è inutile che faccio perdere tempo e occupo una linea. Che ho occupato una linea. No, ma è giusto farle in diretta ste robe? E guardate, l'assessore onor del vero ho trovato occupato nel primo giro, giusto? E ha rifatto il numero. Cioè, cosa volete che vi dica? Cioè, poi sono 100 linee, se hai la sfiga, scusatemi l'espressione, che chiami nel momento in cui siete in 101 a chiamare, uno fa il giro come l'aereo che deve atterrare ma la pista piena. Tutto qua. Ho chiuso con le segnalazioni, volevo solo chiedere un'ultima cosa, visto che è pubblicata oggi la delibera sui cosiddetti infermierini, così sono stati chiamati colloquialmente, no? Per cui i corsi di formazione
per operatori sociosanitari, i quali acquisiscono mansioni finora di competenza degli infermieri. C'è un po' di subbuglio nella categoria, c'è una parte che mi pare di capire essere minoritaria, che si sente gratificata dal fatto che le viene riconosciuta una maggiore professionalità, e c'è una parte invece maggioritaria tra le associazioni sindacali che invece lamenta il mancato coinvolgimento. Assessore, le chiedono di ritirare la delibera. No, io so che c'è questa, la settimana prossima incontrerò anche le sigle, i sindacati regionali che mi hanno chiesto un incontro su questo, però guardate, allora quante volte abbiamo parlato in questa conferenza stampa del problema della carenza di personale sanitario infermieristico, soprattutto per le case di riposo e per tutte le strutture extraospedaliere. Quante volte abbiamo dovuto dire alle USL ritardiamo nell'assunzione, in concorso, insomma sono discorsi che ci siamo detti qui. Io vi do solo un dato, cioè noi oggi abbiamo la formazione di 1200 infermieri tra le 3 università, Verona, Padova e il corso di Ferrara. Abbiamo chiesto al Ministero un fabbisogno per 3000 infermieri. L'anno prossimo, grazie a un accordo con le università, riusciremo a formarne a partire il corso per 1500. Voi capite quanto distanti siamo? Questa possibilità di formazione dell'OS specializzato è prevista con la norma regionale del 2001, nazionale del 2003 ed è ricitata anche in questa fase di emergenza. Non va a sostituire, quindi io tranquillizzo, non sostituiamo gli infermieri, ci mancherebbe perché hanno un corso e una laurea triennale, ma è sicuramente una figura che va a completare, ad aiutare a sopperire quella che oggi è un'esigenza contingente urgente. Quindi assolutamente no OS di Serie A, no OS di Serie B e anche assolutamente niente contro chi invece fa un corso con una laurea triennale, che è giusto che divenga insomma un corso approfondito con determinate mansioni che non sono le stesse che avrà questa qualifica. Scusi Assessore, rispetto all'OS così formato, fino adesso formato, cosa c'è rispetto alla formazione attuale che c'è stata degli OS? Con questa nuova delibera cosa aggiunge? Prevediamo di andare a formare 500 OS con questa qualifica appunto aggiuntiva, con 400 ore che verranno fatte 150 a distanza, perché oggi non so, sono di lezioni teoriche, e 250 ore pratiche dentro gli ospedali. Questi sono già OS che lavorano dentro le strutture. Ecco, questo è. Sì, ma guardate che se ci pensate bene, questo è un dibattito che sembra simile a quello che ha toccato. Quella volta la parte in causa erano gli infermieri, quando sono state ipotizzate le lauree per gli infermieri. E allora lì, in quel momento, i medici dicevano come? Cioè, l'infermiere laureato. Cioè, ve la ricordate il dibattito? La sentite, noi adesso non è, l'ho detto bene l'assessore, spieghiamolo ai cittadini ancora meglio, non è che diamo nuove mansioni parificate, ma alcune le possono fare. Allora siamo in un paese nel quale stiamo dicendo tutti i giorni che per fare un'iniezione non ci vuole una laurea, possiamo dirlo, è vietato. Ad esempio noi abbiamo bisogno in questo momento di vaccinatori, allora anche il dibattito contro i farmacisti che fanno le vaccinazioni secondo me non è corretto in questa fase, perché il medico ha una preparazione e un livello tale per cui può fregiarsi di conoscenze che il semplice cittadino che fa l'iniezione non ha. Però quello è un fatto meccanico. Negli altri paesi guardate che il tema iniezione è affrontato in maniera molto più veloce che qui in Italia, e quando arriveranno tanti vaccini, se si vuole vaccinare la popolazione velocemente bisogna fare così, non dico far come una volta che si andava dalla vicina di casa a fare la puntura, però quasi. Prego. Bene, adesso io avrei Pittarello, Giacomuzzo, Pettenò e Marchioli, se non erro, vero? Prego. In parte quindi era collegato al discorso. Si può dire anche in modo così un po' che si avvicina, che è una specie di master per operatori per OS già operanti, quello che Sì, sono OS operanti, sì. E quindi appunto una specializzazione ulteriore. È una qualifica ulteriore, ma che non è parificabile all'infermiere laureato, assolutamente no. Perfetto. Percorso, scusate, aggiungo solo questo, cioè fatto in accordo sicuramente con le maggiori sigle, quindi cooperazione sociale, UNEBA, URIPA, cioè tutti quelli, insomma, perché ci chiedono un aiuto concreto, e questo è quello che noi oggi possiamo mettere sul piatto, insomma, rispettando, ripeto, normativa regionale e nazionale.
L'altra cosa invece più che una domanda è un appello per chi ha le seconde case non residenti in Veneto. In questa weekend di Pasqua si muovano, non si muovano, cosa facciano? Abbiamo le regole della zona rossa, solo per necessità. Prego, noi non possiamo provvedere diversamente. Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere una precisazione sui vaccini. La settimana prossima, quindi dal 5 in poi, che orizzonti abbiamo? AstraZeneca aveva annunciato ieri il dottor Flores. AstraZeneca arriva domani, 103.000 dosi. Che è di questa settimana. Moderna, 38.000 e poi la prossima settimana mi sembra siano 100 e il totale vi possiamo dare. Eccolo là. È più sotto. Ma che mica un altro tabè. No, questo c'è. No. Sì. C'è questo? Eccolo, sì, eccola qua. Allora, la fornitura. No, sembra 29 qua. Ma se Federico mi porta, eccoli qua. E noi abbiamo, no, non trovo. Eccoli qua, li ho trovati. Dal 5 noi abbiamo 149.920 vaccini a settimana del 5 e dopo più o meno andiamo avanti. Non ho capito, di Astra? No, sono in totale. Okay. E poi andiamo avanti 149.920, 150.000 e mediamente andiamo avanti così fino al 26 di aprile, ogni settimana su 150.000. Anzi, l'ultima settimana sarebbero 120.000, ma quella prima sono 166.000. Comunque dai, mediamente sui 150.000 a settimana. Quindi se ne facciamo 30.000 al giorno, 3 per 5 15, in 5 giorni noi li finiamo. Sì, ho visto che qualcuno ha scritto dietro front di Zai, io non mi ho fatto dietro front, vi ho detto che noi non abbiamo vaccini, cioè rispetto alla nostra capacità vaccinale abbiamo meno vaccini. Dico che i numeri li sappiamo, è ovvio, però è altrettanto vero che se ne avessimo di più ne faremmo di più. Quindi voi, per non sbagliarvi, sui 150.000 a settimana, omnicomprensivo. Cristina? Il che vuol dire viaggiare su una media che al massimo sarà sotto le 27, di certo non sarà le 37.000 al giorno, insomma. No, ecco, cioè 37.000 al giorno, ma non ha, cioè, no, impossibile. Cioè, si può stressare la macchina, ma ne abbiamo 150.000. Okay. Quindi se fossero 7 giorni, 7, 14, sono poco più di 20.000 al giorno. Presidente, poi mi ha colpito un dato che forse magari lei ha già spiegato, ma le chiedo eventualmente se mi può un attimo richiarire la cosa. La mortalità in questa fase comunque abbastanza, ha dei numeri importanti comunque, ed è dai 45 ai 64 anni. Anche... No, non ho detto che la mortalità è dai 45 ai 64 anni, ho detto che i presi in carico in ospedale, no, neanche i ricoverati, la mortalità, ecco, i positivi. Ok. Vi daremo una tabella sulle mortalità, però le mortalità purtroppo ci arrivano alla fine, sì. E quindi per vedere questa fase, per vedere un focus di questa fase bisogna attendere che ci diano i dati finali. Okay. Però stavo parlando dei positivi, cioè di coloro che si infettano. Grazie. Prego. Pettenò. Presidente, restiamo sulle vaccinazioni. Allora, per capirci, come pensa che si proseguirà nella campagna col problema appunto delle dosi, delle forniture che devono arrivare? Qual è il piano della Regione e con che tempi pensa che si possa andare avanti con le vaccinazioni? Ma mediamente dalla prossima settimana, ogni settimana arriveranno in Veneto circa 150.000 dosi di vaccino. Vuol dire che non ne possiamo fare di più di 21-22.000 al giorno e noi abbiamo già oggi una possibilità di farne molte di più.
quel piano di fare le vaccinazioni aperte resta o saltano quei programmi che erano stati già previsti in alcune USL, in alcuni centri di vaccinazioni? No, resta, tant'è vero che anche domani c'è un'altra sperimentazione, però c'è da dire che ci vogliono vaccini, perché se mettiamo assieme tutta la potenzialità della regione, dei medici di base e delle farmacie, arriviamo tranquillamente a 70-80 mila vaccini al giorno, il che vuol dire che in 2 giorni noi facciamo tutti i vaccini dei quali abbiamo disponibilità. Perciò dovrete, come fate? Calmiererete la situazione per ogni USL? Abbasseremo il livello di vaccinazione rapportato alle forniture che abbiamo settimanalmente, che corrispondono a circa 150.000 vaccini. Una curiosità, la piattaforma regionale unica è stata elaborata dalla regione? Sì, cioè è stata l'azienda zero. Azienda zero, perciò è a costo zero come azienda zero? Cioè come... Non lo so dire, c'è un'azienda no, zero. è stata fatta... immagino... No, perché in alcune altre regioni si affidano alle poste, invece la scelta della regione... No, questa è fatta in house, poi non so, avranno avuto qualche consulente, immagino, ma non è della regione, non è un software di altri. E così il numero verde fa capo a un call center che è un servizio erogato da privati. Da team o da chi altri? Da privati, adesso non lo so dire. Okay. Sono contratti che ha azienda zero. In ogni caso... E vorrei specificare che un sistema di prenotazione semplice come quello del Veneto non c'era nessuno. Sono quelli che ci fanno il telecontrollo e il telesoccorso. Sì, fanno il telesoccorso. Per quanto riguarda la piattaforma, appunto le prenotazioni, a questo punto chi ha in mano il software della piattaforma dovrà mettere a punto le possibilità di prenotare rispetto alle dosi di vaccino, alle forniture che ci sono, perciò uno entra e non potrà accedere se non ci sono forniture. Diciamo che l'agenda di ogni ULS viene programmata per gli spazi e le disponibilità dall'ULS stessa. Esaurite le dosi prenotabili, il cittadino avrà una scritta, sono terminate le dosi, cioè sono terminati i vaccini e dovremo attendere il nuovo arrivo. Avete fatto già adesso si deve completare over 80 disabili e persone fragili. Avete già, qualcuno sta già cominciando anche fasce 70-80, visto, ma avete già pensato quanto si potrà allargare, quando si allargherà ad altre fasce, alle fasce d'età? Si resterà in ogni caso sulle fasce d'età e con che tempi si arriverà a questo? Guardi, consideri che noi abbiamo semplicemente per i fragili e i rimanenti che abbiamo degli over 80, compresi i domiciliari, abbiamo almeno 450.000 persone. Vuol dire che con le forniture di 3 settimane potremmo pensare, immaginare di coprire queste 450.000 persone. Considerate le difficoltà che solo tra gli ultra ottantenni ce ne sono 100.000 a domicilio. Il discorso è vaccinare in un hub vaccinale, un discorso è andare a casa. Quindi non c'è solo una quantità di vaccinazioni, ma c'è anche una qualità delle vaccinazioni. Perciò per quanto riguarda le prenotazioni per le altre fasce d'età si dovrà aspettare 3 settimane, lei dice? Si slitta gradualmente verso fra un mese. Grazie. Prego. Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Allora, torno sulla questione dei genitori dei bambini disabili, perché stanno continuando ad arrivarci parecchie segnalazioni dal momento che non riescono a registrarsi perché il codice fiscale non viene accettato, quello del bambino idem perché è minore. Hanno chiamato il numero verde, al numero verde proprio ieri gli hanno detto che hanno ricevuto disposizione di rifarsi al medico di base. Hanno chiamato il medico di base e il medico di base ha detto che in tal senso non hanno ricevuto alcuna indicazione. Come fanno questi genitori? Dovete sentire il dottor Flor, perché noi non sappiamo di queste disposizioni. Cioè sono scelte tecniche, non ve lo so dire. Va bene, glielo chiederemo. E un'altra domanda che riguarda invece la Germania, perché la Commissione vaccinale permanente tedesca, proprio notizia di ieri sera, ha confermato lo stop delle somministrazioni di AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni.
La Merkel ha proprio dichiarato sono risultati che né la Commissione per i vaccini né noi possiamo ignorare, per cui abbiamo deciso così, seppur i casi siano stati rari ma comunque molto importanti. Ovviamente queste dichiarazioni creano confusione anche in Italia e tra chi appunto le legge e ovviamente ha paura. La sua opinione qual è? Che l'organo regolatore di vigilanza è AIFA, deve esprimersi AIFA, il Ministero della Salute, noi non possiamo dire nulla, cioè non ci occupiamo dei farmaci. Cioè noi eroghiamo il servizio ma non validiamo il farmaco, non abbiamo né le competenze, tantomeno la disponibilità per fare questo. Cioè, quindi AIFA deve esprimersi, se c'è qualche dubbio si esprimerà AIFA. Va bene, grazie. Prego. Altre domande? Se no io potrei anche pensare... Non è una domanda, ma è solo una segnalazione per l'assessore Lanzarin da parte di una categoria così che ci sta a cuore. E i non vedenti segnalano un problema tecnico, è un po' complicato, quindi non sto a entrare, a entrare nei dettagli, ma ho trasmesso la mail al capo ufficio stampa. Comunque si tratta del fatto che il codice fiscale riconosce i non vedenti ai fini della priorità solo fino a un certo anno, cioè a un certo punto ci sono non vedenti che sono registrati dall'INPS, altri che appartengono ancora alle ULSS. Una parte viene sistematicamente esclusa con le conseguenze del caso. La spiegazione dettagliata l'ho trasmessa, raccomanderei insomma un'attenzione, grazie. E a questo punto direi che ci possiamo sentire. Scusami. Prego Presidente. Volevo farvi vedere anche questo ultimo, questo dall'età media dei ricoverati e comunque il calcolo che ne viene fuori, questa è la cura ovviamente, qui c'è 100, 0 l'età, è 54 anni l'età media del ricoverato Covid negli ospedali del Veneto. E se vedete i picchi, guardate questo qui è 80, questo qui è 80, vedete che picchi che arrivano all'80 ormai non si vedono più. Se avessimo visto questa curva prima della vaccinazione era tutta più alzata dagli 80 in su. Oggi 80, guardate questo qui, vedete che non vedete rosso? 54 anni. Sì, 70, eccola qui, vedete dei picchi di rosso su 70, 60, 50, 54 anni la media. Io ne approfitto per fare gli auguri di buona Pasqua e di buona Pasquetta a tutti i veneti, ovviamente a voi che siete qui principalmente, a tutti coloro che ci ascoltano, un augurio di cuore da parte mia, da parte dell'assessore, a tutti i sanitari, a tutti gli operatori della sanità, a tutti coloro che si occupano e si occuperanno delle vaccinazioni. A Pasquetta si vaccina. E a tutti coloro che comunque in questo momento vivono le difficoltà di questa tragedia. Questa mattina ho detto a un giornalista è uno scenario di una guerra questo, no? Non sentiamo il rumore delle bombe, non vediamo i feriti, ma abbiamo gli esiti che sono uguali. E quindi veramente grazie di cuore a tutti, ai veneti che sopportano questa situazione, le tantissime associazioni di volontariato che si danno da fare quotidianamente per dare una mano a chi è in difficoltà e a tutti coloro che hanno la pazienza di venirne fuori assieme a noi da questa tragedia. Buona Pasqua a tutti, grazie. Per la convocazione vi faremo sapere con comunicato. Grazie, auguri ragazzi.